Heather McPallister. C'è un formale allineamento sulle opposizioni all'archiviazione avanzate dai legali della famiglia Resinovic e di Sebastiano Visintin, ma leggendo le rispettive richieste si nota che tra il fratello e il marito Sebastiano il solco che si è creato è profondo. Innanzitutto la mole di documentazione prodotta dalle parti è molto diversa. Si va dalle 137 pagine redatte e depositate dall'avvocato Nicodemo Gentile, che rappresenta il fratello di Liliana, alle poco meno di 10 a firma di Paolo Bevilacqua. La legale che cura gli interessi della nipote Veronica ne ha firmate una quarantina. Tutti chiedono che vengano disposte nuove indagini e non si rassegnano alla tesi della procura, secondo cui la 63enne triestina, scomparsa dalla sua casa di via Verrocchio il 14 dicembre 2021 e trovata cadavere in un'area boschiva del parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste il 5 gennaio del 2022, si sia tolta la vita. Tuttavia le opposizioni sono molto diverse tra loro. Gentile parte subito forte. Nelle prime pagine si usano termini come impacchettamento e disegni poco compatibili con l'ipotesi suicidaria, ma l'asticella viene alzata quando si indicano errori tecnici e di metodo riscontrabili, fin dal sopralluogo sul luogo teatro del rinvenimento del cadavere, e che rappresentano la base per ciò che viene definito il risultato inaffidabile della medicina legale. Le pagine sono tante e contengono numerosi approfondimenti, su cui l'opposizione si basa. Relazione medico-legale a firma del professor Fineschi ed Enrico, la relazione sulle tracce genetiche della dottoressa Baldi, quella a firma del dottor Caprioli sul DNA della Resinovic, sui sacchi neri, buste Conrad e Cordino, la relazione informatica del dottor Russo e infine quella criminologica della dottoressa Marano. Secondo Gentile ci sono errori riscontrabili fin dall'inizio. Nulla viene rilevato sulle telecamere dell'autobus, non è dato sapere se è stata verificata la conformità all'orario effettivo e in che modo, scrivono, definendo l'aspetto tutt'altro che di rilievo marginale. Le immagini risultano sgranate e se ne deduce che la figura ripresa dalle telecamere dell'autobus non è la Resinovic, ma Gentile torna sul lavoro svolto dal medico legale Fulvio Costantinides. Quel 5 gennaio 2022 non viene rilevata la temperatura cadaverica, che costituisce il primo elemento da cui muovere un'indagine tanatocronologica. Si parla poi dei segni sul volto, indicati come lesioni vitali, prodotti in epoca coeva al decesso, da un corpo contundente, e che non hanno nulla a che vedere con la presenza sul capo della donna dei sacchetti di plastica. Ma non è tutto. Secondo l'avvocato di Sergio, infatti, alcuni dati devono essere letti in maniera unitaria. L'assenza di impronte papillari sui sacchetti, tanto sui sacchi neri che sul cordino, si può considerare un percorso di staging, ovvero di una messa in scena. Anche sulla bottiglietta non sono state trovate tracce della donna, come se ella mai l'avesse toccata con le mani o vi abbia bevuto. Ed è proprio sul DNA rinvenuto che si sofferma la richiesta di opposizione di Gentile. Le tracce di DNA trovate sul bordo esterno di uno dei due sacchi neri sono tracce di sangue. Liliana viene trovata con una fuoriuscita di materiale ematico dal naso, ma quel dato iniziale viene accantonato. Secondo Gentile quelle tracce sono frutto di contaminazione. Quando Liliana viene ritrovata non si repertano gli elementi, ma viene tutto chiuso nello stesso sacco salma. Sacco che resta conservato per 6 giorni e con il materiale raccolto che rimane sotto il volto del cadavere, come a dire quelle tracce di sangue provengono dalle lesioni subite da Liliana. Questa ricostruzione è basata sul lavoro svolto dal dottor Caprioli, che muove dalle immagini fotografiche. Su uno dei sacchi neri viene rilevata l'impronta guantata, vale a dire un contatto tra il sacco e il guanto in trama di tessuto, che non c'entra nulla con i guanti utilizzati dalla scientifica il giorno del ritrovamento. Gentile parla apertamente della possibilità che il corpo di Liliana sia stato confezionato ad opera di un terzo. Si parla poi del denaro contante di Sebastiano, che ha cercato di ridimensionare e della quale non si è mai acclarato la provenienza. Secondo Gentile sarebbe opportuno, anche nell'interesse del signor Visintin, approfondire la relazione di quest'ultimo con Pier Giorgio Visintin, figlio, Sonia Zanetti, compagna del figlio, e Fabrizio Widmar, amico di Sebastiano. Per tutto questo Gentile chiede che venga eseguita una nuova consulenza medico-legale, testare l'ipotesi del congelamento o del raffreddamento del cadavere,
Venga chiarita l'epoca della morte, l'acquisizione e analisi di tutti gli account emersi dai dispositivi in uso a Liliana, comprese le mail e il cloud Apple. Rettifica della famiglia alle notizie trapelate. In questo momento così delicato, nessun indagato, i nomi delle persone non andavano buttati in pasto al web.